Gentili telespettatori, benvenuti alla 30ª puntata di Guarda che Stella, una puntata dedicata al divertimento e ai giovani di Rivignano e di Teor. Con me a fianco il sindaco Mario Anzil per spiegare che finalmente questa manifestazione si è fatta. Sembrava, signor sindaco, che il tutto dovesse essere rinviato, ma Giove Pluvio, almeno per questo pomeriggio, ha deciso di starsene alla larga. Sì, questa manifestazione di Bimbi in Fiera oggi viene confermata grazie al tempo che ha permesso che la manifestazione si realizzi. È un fine settimana in realtà questo a Rivignano ricco di iniziative. Ieri sera c'era il concerto della banda dello Stella, oggi siamo qui a Bimbi in Fiera, più tardi sul campo sportivo ci saranno i play-off per le promozioni per il Rivignano, dove si festeggia anche la festa nerazzurra di fine anno con la sardellata. Ma altrettanto ricco è il programma per il prossimo fine settimana. Sabato 1 ci sarà la consegna della Costituzione ai 18enni e subito dopo la festa per la promozione del Real Sella. E poi il 2 giugno, oltre alle celebrazioni per la festa della Repubblica, ci sarà Voler Bene all'Italia, che la Lega Ambiente quest'anno ha scelto Rivignano avendo premiato il Comune per le azioni a tutela dell'ambiente, e quindi in bicicletta si farà un giro nel Parco dello Stella. Poi il pranzo dei cacciatori, che era previsto per oggi, è stato rinviato in al 2 questo caso mi permetta, Giove Pluvio ci ha messo lo zampino, avete dovuto spostarla, rinviarla di una settimana. Sì, perché le piogge hanno allagato le zone dove avrebbe dovuto svolgersi questa manifestazione, per cui i cacciatori sono stati costretti a rinviare al 2 giugno. Quindi oltre a Voler Bene all'Italia, al giro nel Parco dello Stella, ci sarà anche questa festa in azienda all'azienda Fornaci del Zarnic di Flambruzzo, e poi il pomeriggio c'è il circuito del 2 giugno, una gara di ciclismo organizzata dal Velo Club di Rivignano. Ecco, proprio in occasione di questa manifestazione le seguiremo nel dettaglio per quanto riguarda sia la parte agonistica che la parte così, diciamo, per appassionados. Cosa dobbiamo aggiungere ancora di questa manifestazione? Niente, questa è una manifestazione che da 4 anni un gruppo di genitori, mamma e papà veri, organizza per i loro bambini e per tutti i bambini, ed è una manifestazione molto importante, non solo perché è occasione di divertimento, ma anche di riflessione, e tutto il ricavato viene poi devoluto in beneficenza, quindi anche un'ottima motivazione, insomma, per organizzare divertimento e beneficenza, quindi solidarietà, e di questi periodi noi abbiamo decisamente bisogno. Bene, grazie signor sindaco, e come si dice in questi casi allacciate le cinture, perché Guarda che Stella continua con altri appuntamenti all'interno di Bimbi Fest. Ombrida, una bella giornata di sole, un grande appuntamento che ancora una volta dimostra che quando si fa squadra i risultati arrivano. Sì, una bella giornata di sole, dobbiamo dire grazie a Dio finalmente, no? E quando si fa squadra è vero, quando c'è il desiderio di fare del bene, e questa iniziativa proprio è nata per questo motivo, e questo va l'onore, proprio l'onore e l'inchino all'associazione Mamme Papaveri, poi anche per lo scopo di quest'anno. Ogni anno hanno uno scopo benefico, e quindi l'onore a loro proprio per quello che ci stimolano anche come attraverso il divertimento, attraverso anche i giochi che i bambini fanno, sanno che è anche un motivo di solidarietà, e questo è bellissimo, insomma, no? Comunque una voce di corridoio mi ha detto che lei ha mandato un fax da qualche parte, no? Perché... no, se no sarebbe venuta la grandine, meglio di no. Allora, in attesa, gentili telespettatori, in attesa del taglio del nastro, andiamo a sentire dallo speaker ufficiale come sta andando la manifestazione. Ma la manifestazione sta andando, anzi andrà sicuramente bene, perché il tempo ci sta dando una mano, e questo è un fattore veramente importantissimo affinché appunto tutto vada per il verso giusto. E poi il resto, aspettiamo tanta gente che venga a vedere questa manifestazione, che è già la 5ª edizione, e sicuramente avrà modo di divertirsi. E poi insomma l'importante è che la gente venga, ci si diverte soprattutto di questi periodi. Esatto, c'è bisogno anche di evadere un attimino, di uscire, specialmente col bel tempo, e che la cosa non guasta, anzi eravamo veramente abbastanza stufi della pioggia che è caduta sinora. Siamo tutti pronti, caldi e scalpitanti. Certo, dire caldi di sto periodo. Vabbè, però insomma al sole ci sta bene, dai, ci sta bene.
Allora non resta che allacciarsi le cinture e dire let's go, perché il taglio del nastro è a momenti. The show must go on, no? Ci mancherebbe, è il minimo che si dovrebbe dire. E allora via, partiamo. Tacchen, via. In tempi di Giri d'Italia, diciamo così, simbolicamente siamo sotto l'arco dell'ultimo chilometro che dà l'apertura ufficiale a questa quinta edizione di Bimbi in Festa, una manifestazione che comunque è riuscita alla grande, anche se il tempo fino all'ultimo minuto ha tenuto un po' tutti col fiato sospeso. Sì, è una manifestazione che sentiamo molto vicina, innanzitutto perché è organizzato da mamma e papà. Anche noi siamo mamma e papà che hanno avuto la sfortuna di avere dei figli con delle disabilità, ma riusciamo a vivere con serenità, se non con gioia, anche la nostra situazione, soprattutto quando delle persone ci stanno vicine come in questa occasione. Questo vento, come ho detto prima, è un segno, aiuta a spazzare le nuvole, il fastidio del vento è molto inferiore rispetto a quello del cattivo tempo. Andiamo a sentire un po' come funziona dietro le quinte di questa quinta edizione di Bimbi in Festa, a sentire in particolare questi ragazzi pronti, preparati. Qua vedo quanti biglietti staccato fino adesso. Un paio, non so quanti. A naso, così dai. Avrò fatto un 10-20, non so il preciso. E comunque dai, la gente si sta muovendo. Te sei contento di questo evento? Boh, sì, perché ci sono tanti bambini e a noi piace stare con i bambini e fare animazione. Si può capire cosa stai facendo in questo momento? Stiamo contornando il nostro percorso, il nostro gioco, per definire bene il percorso. Ecco, che gioco è? Si tratta di imitare il gioco dei leoni, saltare nei cerchi del fuoco e alla fine di fare delle impronte proprio da leone. E partecipano maschi e femmine o ed emirati? Tutti. E alla fine chi vince cosa vince? Un premio, un piccolo premio. Una curiosità, cosa trovano dentro i bimbi in queste botte? Qui trovano una bottiglia d'acqua, delle caramelle per essere insomma anche più contenti di fare il loro lavoro. È il kit? Il kit che diamo a tutti i bambini che sono impegnati nel mercatino di qua. Ma sono contenti questi bambini? Com'è? Sono contenti questi bimbi? Sì, abbastanza. Allora, Assessore, la vediamo con gli occhi piccoli perché ha fatto le ore piccole. Sì, ero praticamente anche ieri sera in missione istituzionale perché c'è stato il concerto della banda dello Stella ed è andato benissimo nonostante il tempo. Ecco, una bella manifestazione, va detto, la gente ha risposto alla grande e seppur il tempo ha tenuto un po' col fiato sospeso gli organizzatori, alla fine si è portato a casa il risultato. Sì, siamo stati fortunatissimi perché oggi ci hanno regalato una bellissima giornata di sole, al di là delle aspettative, quindi direi che siamo tutti molto contenti, la giornata si presta, il posto si presta perché questa area sotto la biblioteca è particolarmente favorevole e si presta molto a queste iniziative e speriamo che il risultato sia ottimo visto che è una bella motivazione sociale. Possiamo dire grande evento, grande risultato, ma soprattutto ancora una volta la gente ha risposto. Beh, senz'altro, perché queste manifestazioni spontaneamente nate nel territorio da una così ricca collaborazione tra l'ente territoriale e le famiglie ha sempre un successo grandissimo. Mamma e Papaveri sono un'associazione relativamente giovane ma veramente collaudata e veramente ricca di persone affabili e di grosse iniziative. Qui abbiamo l'erede di Vincenzo Nibali che è venuto a Rivignano a provare il percorso. Sì, sono un po' stanco, devasto perché al monociclo ho un sacco di crampi alle gambe, mi sento molto in imbarazzo se mi punti la telecamera addosso, ma non importa. Però a te piace pedalare? A me piace pedalare. E questo è l'importante? E questo è l'importante. Bene, buona pedalata. Grazie. Ecco, e cosa consiste questo gioco? Facciamo vedere una dimostrazione pratica. E qua dopo come funziona? Sfidarsi chi infila più palline nella porta. E queste palline qua cosa servono? Sarebbe questo un recinto dello zoo. Quindi questo sarebbe la cacca degli animali. Sarebbe la cacca degli animali, gli escrementi, insomma, gli escrementi. Dai, diciamo così. Sarebbero le palline dei pagliacci da infilare nelle porte. E le mosse come funzionano?
basta infilarle e poi chi ne ha infilate di più alla fine, quando sono tutte dentro le porte, si conta e uno dei due ha vinto. Dunque possiamo dire che siete in due, il più veloce vince? Sì. Non c'è un regolamento preciso, non so, 2 tocchi, 3 tocchi? No, infilare le palline. Il più rapido vince alla fine. Bene, allora vi lascio, attenzione a non pestarla, porta bene però, anche se è finta, ma non sa mai. Di Guarda che Stella, puntata odierna dedicata al calcio. È appena terminata la sfida dei playoff tra il Rivignano e la Juventina, vittoria per 5-1 la formazione di casa. Andiamo a sentire il presidente Paroni proprio a caldo come la domenica sportiva un po'. Ecco qua in versione Giampiero Galeazzi. Chiedo questo, presidente, grande vittoria. Perché sono qua un po' agitato ancora, una grande vittoria perché diciamo la verità, all'inizio sotto di 1-0 stavamo per prendere il secondo e ci siamo un po' innervositi, però comunque abbiamo meritato, abbiamo dimostrato, abbiamo fatto un bel secondo tempo, anche del finale con questo 2-3 gol di Monlens alla grande, veramente pubblico, tutto veramente alla grande. Grazie a tutti veramente del risultato, ai giocatori e a tutti gli sportivi che ci seguono sempre numerosi. Domenica si replica col Profagagno. La partita è normale, che è delicata, sappiamo già che la San Vitese si è salvata, praticamente un posto c'è, si pensa sempre alla Triestina che potrebbe essere o ripescata oppure potrebbe anche guadagnarsi con i playoff, diciamo così, la serie superiore, potrebbero liberarsi anche 2 posti, per noi è importante domenica. Purtroppo nel finale qua abbiamo perso un ragazzo che ha preso 2 ammonizioni, uno dei ragazzi che quest'anno è stato veramente uno dei migliori, no? Mi dispiace proprio per lui che abbia così avuto la giornata storta, no? Di cadere in queste 2 ammonizioni, però sicuramente gli altri sapranno insomma chi lo sostituirà dare il massimo perché è una partita, Assessore Odorico, contento di questo risultato? Molto contento, devo dire che la società merita tutto. Di solito per ottenere certi risultati non c'è solo la squadra o il presidente, c'è un insieme di cose, oltre ai giocatori c'è un insieme di cose e qui c'è tutto, vediamo anche adesso la festa. Il 12° uomo in campo. Il 12° uomo in campo, assolutamente sì. Tra l'altro quest'anno abbiamo premiato l'US Calcio Rivignano con la medaglia d'oro, in quanto 93 anni di attività. Devo dire che insomma è un gioiello di tutte le associazioni che abbiamo a Rivignano. Battuta finale con il sindaco che è contento di questo risultato. Sì, siamo insieme al Pirri e al Titi che sono una coppia storica di pescatori regolamentari, legali qui di Rivignano. Oggi è stata una giornata impegnativa, piena di appuntamenti, ma altrettanto ricca, se non di più, sarà il prossimo fine settimana con quello che avevamo anticipato prima. Noi saremo presenti, Nicolò Carosa, Omar Costantini vi ha parlato dal campo comunale di Rivignano. Ricordo ancora il finale, Rivignano batte Juventina 5-1. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale, un mandi, ma soprattutto alla prossima.